aumento la pressione e questo fa sì che si aumenti la temperatura. Cosa succede a quel punto? Io posso arrivare con la pentola a pressione a 100 gradi, a 105, a 110 gradi e quindi cuocere tranquillamente i miei spaghetti o il mio uovo sodo. C'è un ma però. Qual è il ma? Che la pentola a pressione, se non ha uno strumento di sicurezza, può esplodere. Perché se io la chiudo ermeticamente e metto in ebollizione l'acqua e faccio trasformare tanta acqua liquida in tanto vapore d'acqua, chiaramente la pressione raggiunge dei livelli che possono portare anche all'esplosione della pentola. È un'esperienza che non vi consiglio di fare perché insomma è una vera bomba, una bomba che è pericolosa per diversi motivi, un po' per il coperchio che viene espulso a velocità violentissima, ma poi quello che succede è che c'è un'espulsione molto violenta di vapore d'acqua che è quindi a temperatura di 100 gradi, quindi se voi siete lì davanti con la pentola a pressione che vi esplode in faccia, rischiate sostanzialmente la vita perché vi arriva addosso acqua bollente. Ancora peggio è l'esperienza del caffè, della caffettiera che esplode. Ci vuole un meccanismo di sicurezza. Qual è il meccanismo di sicurezza? Il meccanismo di sicurezza è questo, la valvola, la famosa valvola di sicurezza, anche questa inventata da Denis Papin. Come funziona la valvola di sicurezza? È uno strumento che probabilmente tutti voi avete visto milioni di volte, che so, quando si vedono anche, che so, film o documentari in cui vengono, che so, mostrati gasdotti, oleodotti o cose di questo tipo. Ci sono questi rubinetti belli grossi, no? Da girare. Tutti questi rubinetti sono o effettivamente rubinetti o delle valvole di sicurezza. La valvola di sicurezza funziona in questa maniera. Questa parte qua è la parte in cui è a contatto con l'interno della pentola a pressione. E qua questo è un tappo vero e proprio retto da una molla. Quindi qui c'è una forza elastica, che è quella della molla, che tiene questo tappo chiuso. A un certo punto che cosa può succedere? Può succedere la seguente cosa, che la pressione qua dentro supera un certo livello. E la pressione qua dentro che supera un certo livello, che cosa fa? Fa sì che ci sia una forza che spinge verso l'alto la molla. E questa forza è in grado o meno di tirare sulla molla a seconda della regolazione della molla. D'accordo? Io posso avere una molla debole e quindi basta una pressione molto bassa per tirarla su, oppure una molla molto resistente e quindi ho bisogno di una pressione più alta. Bene, quando la pressione è tale da tirare su questa molla, si apre questo tappo e quindi parte dell'aria e del vapore d'acqua che creavano pressione in eccesso possono andarsene via. Cosa succede qua? Succede che a questo punto si ristabilisce l'equilibrio fra la pressione, la forza di pressione del gas e del vapore d'acqua e la forza della molla. È un meccanismo semplicissimo, non ci voleva un grande genio, però Denis Papin l'ha inventato per primo e quindi si è fatto il brevetto. Queste valvole di sicurezza funzionano tutte a questa maniera, funzionano tutte con questo principio. E la cosa interessante è questa, che noi possiamo regolare la forza della molla, sia sulla pentola a pressione, sia in vari altri strumenti che hanno la valvola di sicurezza, possiamo regolare la forza e quindi stabilire qual è la soglia di pressione che porta all'apertura della valvola. E così facendo cosa regoliamo? Regoliamo la temperatura che si raggiunge qua dentro, perché se questa è molto resistente, tiene pressioni più alte e quindi temperature più alte. Se la forza della molla è molto debole, tiene pressioni più basse e quindi le temperature raggiunte nella pentola a pressione sono pressioni più basse. Questo è fondamentalmente il principio.
Questo oggetto è un oggetto, la valvola di sicurezza è un elemento importantissimo della pentola a pressione, tanto che occorre fare molta attenzione che la valvola di sicurezza non si usuri. Per esempio può capitare che la molla rimanga bloccata dal calcare sostanzialmente, e quindi la valvola di sicurezza non svolge più il suo ruolo. Lo stesso può succedere nella caffettiera, nella moka. Quel forellino che trovate nella caldaia, quel forellino piccolino che c'è nella parte bassa, quindi della caffettiera, quindi nella caldaia, funziona alla stessa maniera, è una valvola di sicurezza. Anche quella dovete fare attenzione che sia sempre funzionante, perché altrimenti rischiate che la caffettiera esploda. Bene, abbiamo parlato di fluidodinamica, e questo è uno dei tanti grandi argomenti di cui si può parlare quando si parla della cucina. Un altro grande argomento di cui si può parlare quando ci troviamo in cucina, ve lo dicevo poco fa, è l'elettromagnetismo. In particolare io mi voglio soffermare un attimo sul forno a microonde, che è un elettrodomestico molto recente come invenzione. Quando è nato il forno a microonde? Anche questo è frutto di un brevetto fra l'altro molto casuale, ha una storia molto curiosa. Venne brevettato da questo inventore statunitense che è appunto Percy Spencer nel 1946. Questa storia ve la voglio raccontare perché è divertente. Percy Spencer era un ingegnere che già all'epoca, già nel 1946, aveva brevettato un sacco di dispositivi. In quel momento lui stava facendo delle sperimentazioni su dei radar. Siamo a Seconda Guerra Mondiale appena finita, si sta cercando di migliorare le tecniche di rilevamento degli aerei, perché veramente finita la Seconda Guerra Mondiale, però comincia subito sostanzialmente la Guerra Fredda, e quindi bisogna tenere d'occhio lo spazio aereo. E questo si fa con i radar. I radar come funzionano? Il principio di funzionamento molto semplice, sono degli strumenti che emettono microonde, adesso poi vediamo che cosa sono. Le microonde hanno la caratteristica di essere riflesse dagli oggetti metallici, quindi se l'aereo, come si immagina nel 1946, è di metallo, riflette parte di queste microonde tornano indietro, vengono raccolte nuovamente dal radar, il quale rivela la presenza di un oggetto metallico in cielo. Funzionano a questa maniera. Quindi il radar rivela gli aerei, non rivela i piccioni. Questo è una cosa importante, perché se rivelasse anche tutti gli uccelli e tutti gli oggetti che volano, i palloncini di cui si parlava prima, sarebbe, le mappe radar sarebbe un problema da tenere d'occhio. Allora, Spencer stava lavorando su un radar ed era davanti all'antenna del radar. A un certo punto gli prende fame. Dice, ho fame, per l'appunto c'aveva una tavoletta di cioccolata in tasca. Si infila la mano in tasca e se la ritrova tutta imbrattata di cioccolato. E rimane un po' stupito, dice, come mai? Cioè, io avevo questa tavoletta di cioccolato, non era neanche troppo caldo fuori. Dice, perché io ho tutta questa tavoletta? La cioccolata mi si è fusa in tasca. Deve essere un'esperienza fastidiosissima, perché avere le tasche imbrattate di cioccolata. Spencer, che non è uno stupido, fa due conti e dice, io la febbre non ce l'ho, perché uno dei motivi per cui poteva essersi sciolta è che magari se lui aveva 40 gradi di temperatura corporea, chiaramente in tasca la temperatura era abbastanza alta. La febbre non ce l'ho, non c'è il sole, non è così caldo, l'unica cosa che può avermi fuso la tavoletta di cioccolata è l'aggeggio che mi sta davanti, ovvero il radar. Cioè le microonde che emette il radar. Scoprire una cosa del genere è anche abbastanza sconvolgente, perché vuol dire che lui in tutto quel tempo era esposto a un bombardamento di microonde non irrilevante, perché per farsi fondere la tavoletta di cioccolata. Però insomma, dice, non si preoccupa, perché dice, vabbè, io comunque la febbre non ce l'ho, quindi non mi sono riscaldato troppo. Però la tavoletta di cioccolata si è fusa. Allora dice, no, ho capito come funziona,
nel giro di un anno prende, fa un po' di esperimenti e brevetta il forno a microonde. Il forno a microonde è un oggetto interessantissimo, di cui adesso vedremo i principi di funzionamento. Finisco di raccontarvi l'aneddoto della scoperta di Spencer perché è curioso. La prima volta che lui sperimenta il forno a microonde lo fa con un amico e gli fa una dimostrazione interessantissima. Gli fa vedere che cosa succede a un uovo cotto in un forno a microonde. Secondo voi che cosa succede a un uovo cotto nel forno a microonde? Esplode, perfetto. Esplode, adesso vedremo perché. E poi vedremo anche, non so se qualcuno di voi ce l'ha, un bellissimo oggettino che permette di cuocere l'uovo sodo all'interno del forno a microonde. Bene, come funziona il forno a microonde? Intanto che cosa sono le microonde? Perché si chiamano così? Allora, le microonde sono onde elettromagnetiche, esattamente come la luce visibile. Quindi la luce che viene emessa da queste lampade al neon, da questo faro e da tutte le sorgenti luminose che ci circondano, sono onde elettromagnetiche in una particolare banda che è quella a cui il nostro occhio è sensibile. Questa banda si chiama banda visibile. Bene? Questo è stato scoperto sostanzialmente nell'arco di tutto il XIX secolo, quindi nell'Ottocento sono stati fatti tutta una serie di esperimenti, i fisici sono arrivati a una formulazione omnicomprensiva che descriveva i fenomeni elettrici e i fenomeni magnetici e alla fine di questo risultato si scopre che in questa unione dei fenomeni elettrici e fenomeni magnetici si ha una teoria unificata che è l'elettromagnetismo che prevede l'esistenza delle onde elettromagnetiche. La luce visibile è una particolare onda elettromagnetica caratterizzata dal fatto che è visibile al nostro occhio. Però le onde elettromagnetiche possono essere anche di diverso tipo. Possono essere più energetiche, e quindi possiamo avere l'ultravioletto, i raggi X, i raggi gamma, oppure un po' meno energetiche, quindi possiamo avere l'infrarosso, le microonde, le onde radio. E questo dipende in maniera equivalente o dalla lunghezza d'onda o dalla frequenza. Parliamo in termini di lunghezza d'onda, che è il concetto più facile. Lunghezza d'onda vuol dire quanto è lunga l'onda elettromagnetica. La radiazione visibile ha una lunghezza d'onda molto molto piccola. Le microonde sono invece delle onde che hanno lunghezze d'onda che vanno fra il millimetro e i centimetri. Le onde radio arrivano anche a lunghezze d'onda dei chilometri, anche delle centinaia di chilometri. Viceversa, dall'altra parte dello spettro, questo è lo spettro elettromagnetico, come si dice, troviamo invece lunghezze d'onda sempre più piccole. Quindi ultravioletto, raggi X e raggi gamma sono onde elettromagnetiche a lunghezza d'onda molto più piccola di quella del visibile. Tanto per farvi capire che cosa hanno fatto i fisici nell'arco di 3 secoli e mezzo, non tanti fisici quanto gli astrofisici, gli astronomi, nell'arco di 3 secoli e mezzo. Voi sapete che fondamentalmente la maggior parte delle cose che noi sappiamo dell'universo lo sappiamo perché osserviamo le stelle. E le stelle sono sorgenti di luce visibile, cioè noi le vediamo, quindi emettono luce a cui i nostri occhi sono sensibili. Perfetto. Fino al 1950 gli astronomi hanno osservato soltanto nel visibile. Soltanto dal 50 in poi gli astronomi hanno cominciato a osservare nelle altre frequenze, nelle altre parti dello spettro. C'è stato un famoso astrofisico che quando si scoprì che in realtà l'universo poteva essere osservato anche in tutte queste altre bande di lunghezza d'onda e che i fenomeni che si potevano osservare erano completamente diversi rispetto a quelli che conoscevamo osservati in luce visibile, disse: noi conosciamo l'universo in una maniera tale come quella di un musicista che suona il pianoforte suonando un solo tasto. Bene?
Questo è, diciamo, un paragone abbastanza calzante, perché il pianoforte ha i suoi 88 tasti, ogni tasto differisce dall'altro per la frequenza, per l'appunto, la frequenza del suono, o anche per la lunghezza d'onda del suono. Lo stesso si parla per le onde elettromagnetiche. Quindi noi abbiamo suonato fino al 1950 sempre il tasto visibile. Poi da quel momento in poi siamo riusciti ad andare a pescare anche dalle altre parti.